Eder, Mech, Pallister. Abbiamo accertato che plausibilmente a partire delle 8:22, ma certamente prima delle 10:56, sia stata effettuata la cancellazione del contatto relativo a Claudio Sterpin. Alle 10:56 arriva una chiamata proveniente dallo Sterpin sul dispositivo iPhone e in quel momento il telefono non riesce ad associarla a un contatto già esistente, pertanto la associa a un nuovo contatto denominato sulla base del semplice numero di telefono. Esce un numero di telefono e non un nome o un cognome. Il contatto dello Sterpin risulterà poi invece dalla copia forense correttamente denominato Claudio Sterpin, dunque questo implica che qualcuno poi ha reinserito questo contatto rinominandolo con il nome corretto dell'utente. E questo quando sarebbe successo? Questo non possiamo individuarlo. Lui mi racconta che lui il giorno 14 lui esce di casa, poi ritorna. Lui torna alle 10, 10 e mezza. Lui torna alle 10, 10 e mezza del mattino. Sebastiano, hai cancellato tu il numero di Claudio Sterpin sul telefono di Liliana? Immagino già la risposta assolutamente no. Assolutamente no, no. Io dopo aver fatto i miei giri del cambio dei coltelli, comunque è stato tutto verificato. Io sono andato nel mio studio. Però come vedi, Jasmine dice che tu sei tornato a casa quella mattina e la stessa cosa l'ha sempre detta anche Silvia. Ah sì, quello che dice la cugina dice la cugina. So come possa fare certe affermazioni, io comunque so quello che ho fatto. Ma magari l'hai fatto e non lo ricordi, no? Visto che hai sempre detto di avere quelle amnesie dovute al forte stress. Assolutamente no. Ma di questa storia qua francamente non so cosa dire. Questo è possibile. Ma io lo dico da sempre, no? Io lo dico da sempre che comunque addosso a Liliana sono state trovate le chiavi di scorta. Quelle chiavi con la L blu azzurra, quelle che usava sempre Liliana, no? Ecco, dove sono finite? Perché sono sparite? Oppure potrebbe averle prese Mister Sacconero Sterpin. Oh no, lo escludo. Ma sì, non ha senso. Opinione è dettata da nulla, ma Eppure delle cose da quel telefono sembrano mancare. sono state cancellate veramente. Di questo particolare non mi sono interessato proprio per niente, non è che... Però un pensiero che mi viene adesso, no? Allora, Claudio Sterpin telefona al numero di Liliana, sul telefono di Liliana. Perché uno che è in casa dovrebbe interrompere la chiamata? Che senso ha? La lasci, il telefono risponde libero, non risponde nessuno e finisce lì. Che senso ha? Cioè, da quel che ricordo, sul telefono di Liliana è stato detto che non c'era il nome Claudio Sterpin, ma Aldo o qualcosa di simile. A livello teorico ci può stare che il contatto di Claudio sia stato cancellato da Liliana, ma sicuramente non è stata lei poi a riscrivere quel nome su quel telefono. Loro erano soprattutto negli ultimi tempi, poi erano in costante lite. Loro sono venuti via da quella cena in lite. Non è vero, come lui ha dichiarato, che erano d'amore e d'accordo, punto. Io non voglio elencare o numerare i litigi. Insomma, Sebastiano sapeva tutto. Certo, è banalmente logico, e tanto ci vuole. E non gli interessava per niente. L'importante era che lei se ne tornasse a casa. Questo era il concetto. Lei è stata pestata, sicuramente, in qualche maniera lei ha preso colpi e si denota a scapito di quello che è stato dichiarato, vuol dire che sono stati dei ciechi quelli che hanno scritto che lei non aveva segni e dal medico primo che ha fatto le analisi a tutti quanti, tutti, le foto dichiarano che lei è stata pestata letteralmente, pestata. Dopodiché, in qualche maniera, siccome è morta per scompenso cardiaco acuto, che viene in tutti noi quando ci dimentichiamo di respirare, lei non ha respirato più e così è sopraggiunta alla fine. Purtroppo, ma è così. I sacchetti sono stati messi dopo, non ci si può soffocare in quella maniera o comunque soffocare con dei sacchetti, devono essere legati molto stretti, se no l'ultimissimo anelito di vita che cerca l'aria ti fa spezzare tutto quello che hai addosso, senza i sacchetti prima in testa. Lei può aver preso comunque un autobus per cercare di andare alla Wind. Non è escluso, lei non è arrivata alla Wind perché io ci sono andato alle 11 quella stessa mattina a chiedere. Doveva andare alla Wind per conto mio, insomma, quello era il suo tragitto. È stata raccolta da qualche macchina che lei conosceva, una macchina l'ha avvicinata, l'ha presa a bordo e dopo non si sa bene cosa può essere successo. Il cellulare di Sebastiano a suo piacimento era o non raggiungibile in base a quello che lui
gli comandava di fare, probabilmente. Certi sono capaci. Cioè, l'unica domanda che gli pongo, che vale per tutta l'Italia: tu sai tutto quello che è successo, lavati la coscienza. Gli è stato già detto a Sebastiano, a fine dicembre qualcuno gli ha detto: ma non potrebbe lavarsi la coscienza e raccontarci tutto? Ripeto quella frase, non potrebbe, è dura perché dovrebbe coinvolgere qualche altra persona, temo, perché da solo Sebastiano non può aver fatto tutta questa messa in scena. Sono implicate almeno 3 persone, se non più, e perché deve essere anche qualcuno che ha studiato tutto, perfino, secondo me. Il tutto può essere premeditato, anche, secondo me. Sebastiano, subito dopo la scomparsa di Liliana, lava l'auto. La mattina dopo Sebastiano ha portato per la prima volta dopo tanti anni, con la scusa che era impolverata perché erano stati a grado il giorno prima, eccetera, l'ha portata a lavare completamente. Aveva probabilmente dei segni la macchina all'interno per aver bisogno di essere lavata proprio il 15 di dicembre. Già i primissimi giorni cominciava a regalare già la sua bicicletta, la sua telecamera, eccetera, e lei è scomparsa da 2 giorni, tu regali via tutte le sue cose. Ha anche parlato in un'intervista, lei faceva 2 giorni dopo, lui sapeva che Lili non c'era più, che ci dica la verità. Prima o dopo, deve succedere, lui sapeva già che Liliana non sarebbe tornata, e dopo ha anche dichiarato che, ma se lei ricompariva andava a richiedere: io ti regalo una cosa perché mia moglie non c'è più, dopo quando torna vengo a richiedertela. Ma siamo, a che gioco giochiamo? Questa è veramente una presa per i fondelli a tutti quelli che ascoltano. Guarda, io veramente vergognoso, assolutamente allucinante. Un uomo che si permette di dire certe cose e non giustificare le sue cose. Quella telefonata di 16 minuti, quell'agitazione che ha avuto lui subito dopo la scomparsa di Liliana, e andare alla Wind che non è vero, venire sotto casa mia. Queste sono le risposte che chiedo io, no? Certamente io di quello che dice lui è assolutamente quello che lui dentro di sé, questa grande storia d'amore che comunque non è stata dimostrata, non è stata, cioè è una cosa sua. Cioè io e Liliana avevamo un rapporto molto, molto elastico, nel senso che lei parlava con i suoi amici, io con le mie amiche, ci si telefonava, ci si vedeva qua e là. Io non ho mai chiesto, non ci siamo mai chiesti determinate cose. Se lei frequentava Sterpin per motivi suoi, per diciamo una forma di aiuto, visto che era diventato vedovo, e Liliana era così, lui dentro di lui si è fatto un film, solo lui può rispondere a queste cose qua. E tutte queste cose qua, dal litigio, da quelle, sono tutte falsità. Ho già risposto, non mi ricordo in che frangente, no? Anche per esempio chi può aver provocato la morte di Liliana. E allora, quando Liliana è stata percossa, e a seguito di questo lei, secondo me, le ha preso lo scompenso cardiaco che l'ha portato alla morte, è la mia convinzione. Lo dico da quando Costantinides è venuto fuori con la sua perizia, ha detto che la causa di morte è scompenso cardiaco. Perché si puntava, doveva essere per forza un uomo. Non è vero che per fare questa aggressione fisica e verbale a Liliana bisognava che fosse un uomo. Si tende sempre a una figura maschile, no? Con questa storia dell'amante, amico intimo. Poteva esserci un ulteriore amante? Ma guarda, lei parlava con tutti, nel senso, diceva quello che diceva, però gente che comunque la osservava, la guardava, c'era. L'orologio di Liliana è stato trovato fermo alle 9:17. È stato analizzato? Aveva finito la batteria o ha preso un colpo? Abbiamo trovato la tua macchina posteggiata in via Donadoni sulle strisce pedonali, quindi lasciavi tutto un po' come ti capitava. L'impressione è che della tua auto non te ne fregasse molto. La macchina per me è sacra, perciò deve essere pulita, sempre. E con l'aspirapolvere e tutto quanto. E nel caso della macchina che avevamo,
la bianca, diciamo che io non ricordo di averla lavata, comunque dentro è intatta ancora, se Lui dice vogliono andare a portata a vedere. lavare È stata L'hai nel portata a lavaggio coi cosi, ma dentro no, è rimasto quello. Se uno deve dire ecco ho messo un corpo o qualcosa. Quindi non l'hai lavata all'interno, peccato che il 20 aprile ci hai detto ben altro. Era normale perché quando si va in bicicletta si porta un po' di terra dentro e di conseguenza si porta la macchina a lavare, si fa con l'aspirapolvere dentro. Li ho conosciuti perché lui è arrivato insieme alla Lili e sono arrivati in bici e poi hanno continuato a venire. Erano sempre comunque care persone per me. Tu non hai parlato prima non per omertà, ma perché i tuoi figli ti avevano chiesto di non metterli nei guai tirando fuori certi racconti, eppure hai sentito delle liti. Durante la notte ho sentito delle discussioni, però noi eravamo al secondo piano, loro erano al primo, quindi al piano terra non si percepiva di cosa stessero discutendo. Domani mattina, prima di partire, Sebastiano mi dice se potevo scendere giù a salutarli che volevano andare via. Io ho detto sì, arrivo subito. E poco dopo sono scesa e quando ho aperto la porta del piano terra, diciamo del corridoio per entrare dentro, io ho sentito Sebastiano urlare tantissimo, loro stavano discutendo, però non sentivo a malapena si sentiva la voce di Lili. Ma di episodi ce ne sono tanti, andiamo al prossimo. Ho cominciato a togliere dei zaini dalla macchina e ha invitato la Lili di portare dei zaini nella camera. Lili si è fermata un attimo a parlare con me chiedendomi di mia figlia, eccetera, in cui lui si è girato, ha preso uno zaino, proprio gliel'ha lanciato a terra, avanti i suoi piedi, e gli ha detto ti avevo detto, ma proprio in una maniera anomala, da arrabbiatissimo, molto. Senza, lei si è abbassata, io gli sono corsa incontro, volevo prendere gli zaini, a darle una mano, di riportarli in camera, lei ha detto no, no, grazie, aveva gli occhi pieni di lacrime, le veniva da piangere. Lei mi prende proprio per polso della mano, mi porta nell'altra stanza, che era vicino all'ingresso, e mi chiede, per favore, la prossima volta quando Sebastiano chiama per prenotare una camera, dagli sempre la camera con 2 letti singoli. Lui esce fuori di bagno, si rende conto che io e Lili stiamo parlando, e dice cosa state parlando di me tutto? E lei fa no, dico guarda che bello specchio. Quando ho cominciato a scontrarmi con lui, a dire devi fare qualcosa, non puoi stare con le mani incrociate, lui molto infastidito è scoppiato e ha detto è stato un incidente, e poi subito si è bloccato e ha detto ma cosa sto dicendo, sono fuori di testa, non so più quello che dico. E io gli ho chiesto ma dimmi, ma è successo un incidente? No, non volevo dire quello, sai sono sotto la tensione, non so più quello che dico. Sempre il giorno 18 o al massimo il giorno 19, lui quando gli ho detto che io e Lili, che lui lo sa che io e Lili eravamo amiche e che lui non lo sa quello che ci siamo dette io e Lili. Lui ha cominciato a camminare avanti e indietro molto agitato, ed era andato fuori di testa completamente. In quell'occasione lì io mi sono sentita proprio minacciata, perché lui mi ha detto che la gente deve stare attenta a quello che dice, perché deve avere paura per sé e per i suoi familiari. Guarda, intanto diciamo che dopo 2 anni e mezzo una persona viene fuori così, se lo diceva subito avremmo potuto vederci, ascoltarci. Comunque sono tutte cose di sua fantasia, che non è mai successo, mai assolutamente. Cioè io non ho mai litigato con Liliana, discussione fino a che vuoi, ma litigati come sta dicendo. Lo zaino. Ma dai, assolutamente, ma figuriamoci, guarda, io per dire certe cose bisogna anche provarle, insomma, io ti dico, non ho niente da nascondere. Dice queste cose, va bene che le dica. Ora, 2 anni e mezzo viene a dire queste cose, è importante questo, è importante. Lei non ha avuto posso niente. farti la domanda? Probabilmente qualcuno glielo ha messo in testa. Io sospetto che... allora, parliamo, noi abbiamo girato 150 alberghi, c'è qualcuno che dice le stesse cose proprio da lei? Ma proprio da lei è successo. Quindi secondo te si sta solo vendicando del fatto che tu quando andavi lì facevi un po' fatica a pagare il conto? Non lo so,
Io ho sempre ammirato Yasmina per il suo lavoro, sua figlia. Quindi secondo te si sta solo vendicando del fatto che tu quando andavi lì facevi un po' fatica a pagare il conto? Non lo so, questo magari... Io sfido chiunque che venga qui a dire Sebastiano, io ho visto litigare Sebastiano e Liliana. Sfido che venga qui. Zio Fulvio, tu che sei sempre dalla parte di Sebastiano, può essere credibile l'albergatrice? Ma può essere anche credibile, ma noi parliamo, penso che il tema sia il fatto che Liliana è morta, no? Adesso andare a pescare, che poi Sebastiano tenda a fiorire, no? Questa storia d'amore tra lui e sua moglie, perché non presenta mai un lato tutto rose e fiori, no? Ma invece se c'è stato qualcosa, anche una situazione di questo tipo che dice l'albergatrice, vabbè dai, ci può stare, no? Ma le minacce, non devo giustificare questa persona. Sì, Gianluigi. Allora che io non riuscivo a alzarmi, non riuscivo a abbassarmi per via delle ginocchia. E questa è una cattiveria. Decidevi sempre dove andare, lei taceva. La stessa cosa l'ha sempre detta anche Silvia. Ma cosa sa la cugina? Cosa sa di Liliana? Ma che cosa non saprà, veniva la neanche sua ai cugina? compleanni, Stanno che non l'hanno neanche saprà? chiamata quando ci siamo sposati. Cosa sa? Cosa parla lei? Io non ho niente a che fare con questa storia qua. Ho capito, ma lei dice che al dell'incidente. Io non l'ho telefono detto. gli hai detto che è stato Io un non, incidente. assolutamente. Ah, Ci siamo sentiti 100 volte col telefono. Cioè io ogni volta che andavo da quelle parti, andavo a trovarla, mi fermavo. Però- Allora, ripeto, io per almeno 6 mesi sono andato dall'albergatrice, sia d'inverno che d'estate. D'inverno era chiuso, mi ha invitato a pranzo, sono stato lì, ho fatto le foto ai figli, sono andato in giro in bicicletta, sono tornato. Queste cose qua non me le ha dette, no? Il nostro rapporto con l'albergatrice è che ero in cucina loro, lei ha cominciato a aggredirmi, nel senso che ma devi dire così, nel senso che mi diceva delle cose che non riuscivo a capire, mi parlava di Liliana, della sua morte, di quello e di quell'altro. Addirittura c'è la figlia che ha detto mamma, mi sembra che stai esagerando. Cosa stai facendo? Dice qualcosa, evidentemente nella sua testa c'era. E da lì Non è la sola persona, altre persone mi hanno detto questo, però poi abbiamo chiarito. Sui pantaloni, indubbiamente sulla parte posteriore dei pantaloni potrebbe essere anche il contatto di qualcuno appunto che nell'ultimo momento di vita, precedentemente alla morte, possa essere venuto in contatto con quei pantaloni, l'abbia toccata. Devo dirti che è un profilo anche quello molto brutto, però un contatto epiteliale, cioè il contatto di una mano, indubbiamente trasferisce poco DNA. Quindi, insomma, è un dato sul quale possiamo sempre poi fare dei confronti. Sì. È un DNA abbastanza debole che vale per tutte e due le ipotesi, sia per un contatto labile, ma sia per una contaminazione di un contatto di qualcuno che inevitabilmente nel momento in cui è stata ritrovata una disattenzione che sulla scena del crimine può essere stata generata ha causato questo tipo di contatto. Questo è il limite un po' e la grande potenzialità del DNA. Il DNA viene su tutto, però poi ti devi chiedere effettivamente se è un DNA legato all'evento oppure no. Aspettiamo, lo decidiamo la settimana prossima, speriamo appunto anche con l'autorizzazione della procura di capire se possiamo fare quell'analisi sui microrganismi. Se è così io credo che un altro mesetto ci sarà tutto, perché tutta la parte autoptica classica di fatto è stata sviluppata. Presumo quindi che per la fine di giugno dovremmo concludere anche con l'aggiunta in Gran Bretagna. Sono qua perché devo togliere tutto quel fango che è stato gettato su Liliana, su questa storia, sulla nostra storia. 32 anni insieme, ci sono decine di migliaia di foto che girano qua e là, mostrano il nostro amore e la nostra vita. Cioè quello che stanno dicendo queste persone, non lo so da dove scaturisce tutto qua. Potresti fare un paio di denunce. No, assolutamente. Non lo farò mai. Ho parlato l'altro giorno anche col mio avvocato Paolo. Va bene. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.